Salve a tutti, vediamo ora un riassunto riguardo ai polinomi e prodotti notevoli. Intanto cos'è un polinomio? Per capirlo dobbiamo prima capire cos'è un monomio. È un'espressione di questo tipo dove abbiamo un numero moltiplicato con varie lettere che eventualmente hanno qualche esponente. Ok, questo è un monomio, e un polinomio è semplicemente la somma di più monomi. Poi, come possiamo andare a sommare effettivamente dei monomi? Si può farlo soltanto se sono dello stesso tipo. Cioè, se qui abbiamo 5 ab al quadrato e qui meno 3 ab al quadrato, solo se le lettere sono le stesse possiamo andare a sommare o sottrarre. Infatti qui abbiamo 5 volte ab al quadrato meno 3 volte ab al quadrato e abbiamo 2 volte ab al quadrato. Per quello appunto il polinomio rimane scritto come somma di più termini, perché questi non si riescono a sommare effettivamente, e si riesce solo in questo caso. Questo si può applicare non solo al calcolo con le lettere ma anche ai numeri. Se abbiamo 5 radice di 7 meno 3 radice di 7, in modo analogo abbiamo 2 radice di 7. Ok, i polinomi si possono moltiplicare come? Andando a moltiplicare ogni termine con ogni termine, cioè questo si moltiplica con questo, con questo, questo con questo e con questo, questo con questo e con questo. Si fanno tutte queste moltiplicazioni e poi si va a sommare quelli che si possono sommare. Ad esempio meno 2x al quadrato meno 3x al quadrato diventa meno 5x al quadrato. Poi x più 15x e 16x. Ok, così si fa moltiplicazione. E poi questa in generale è la moltiplicazione, però poi abbiamo anche prodotti notevoli che sarebbero questi, per riuscire a fare più velocemente la moltiplicazione in qualche caso particolare. Adesso, e non servono solo a quello, ci serviranno anche poi invertiti, cioè prendendo questo qui e scrivendolo così, al contrario, per andare a scomporre un polinomio come prodotto, ma quello lo vediamo dopo. Allora, diciamo, incominciamo con questo, a più b tutto al quadrato. Questo si può facilmente visualizzare con questo disegno, perché se io ho questa lunghezza che ha e questa è b, e quindi il totale è a più b, e qua uguale, allora questo quadrato grande ha area a più b al quadrato, come questo, però è composto da questi pezzi. Se vediamo qui è a, questa area al quadrato, questa b al quadrato, questa a per b, questa a per b, allora viene proprio al quadrato più 2 ab più b al quadrato. Si possono visualizzare anche alcune altre, ma adesso non l'ho mostrato. Ad esempio a più b al cubo si può visualizzare con dei cubi, dei parallelepipedi. Ok, adesso elenchiamo semplicemente questi prodotti notevoli. Quindi quadrato di un binomio. Allora, questo è anche il quadrato di un binomio, solo che qui invece del più ho il meno. E notiamo che l'unica cosa che cambia è che questo più diventa un meno. Questo si può dedurre facilmente dal precedente, però poi ci sarà utile per andare al contrario e scomporre. A più b al cubo, a alla terza, più 3 al quadrato b, più 3ab al quadrato, più b alla terza. Poi abbiamo il quadrato di un trinomio, a al quadrato più b al quadrato più c al quadrato più 2ab più 2ac più 2bc. E poi abbiamo a meno b per a più b che fa al quadrato meno b al quadrato. Vediamo come si utilizzano. Ad esempio, allora questi si utilizzano non solo per il calcolo con le lettere ma anche con i numeri. Ad esempio, se voglio usare questo a meno b al quadrato su 3 meno radice di 2 al quadrato, prendo come a 3 e come b prendo radice di 2, e quindi qua al quadrato viene 9 meno 2ab meno 2 per 3 per radice di 2 meno 6 radice di 2, e b al quadrato è 2, e poi posso andare ancora a sommare. 9 più 2 fa 11, 11 meno 6 radice di 2. E questa regola invece a meno b però più b al quadrato meno b al quadrato risulta utile per fare razionalizzazioni di questo tipo. Razionalizzare un denominatore significa eliminare la radice del denominatore. Comunque, ancora prima che questo esempio che si usa questo, vediamo un esempio più facile di razionalizzazione. 10 fratto radice di 2, come faccio a razionalizzare?
moltiplico la frazione sopra e sotto con radice di 2, in modo che a denominatore ho radice 2 per radice di 2 che fa 2 e sopra ho 10 radici di 2, poi vabbè qua si va anche a semplificare, trovo 5 radici di 2, però adesso utilizziamo questa regola qui, abbiamo radice di 5 più radice di 3 fratto radice di 5 meno radice di 3, questo lo vado a moltiplicare con cosa? E allora a denominatore voglio usare questa regola, perché qua scrive radice di 5 meno radice di 3, allora vado a moltiplicare la radice di 5 più radice di 3 per usare questa regola, ma devo moltiplicare ovviamente con la stessa cosa numeratore e denominatore. Allora, denominatore quindi ho proprio questo qui, che è a al quadrato meno b al quadrato, quindi 5 meno 3. Al numeratore in generale potrei avere qualche prodotto di polinomi, prodotto di espressioni, comunque in questo caso specifico proprio il quadrato un binomio, radice di 5 più radice di 3, radice di 5 più radice di 3, quindi è un quadrato, il quadrato di radice di 5 più radice di 3. Allora ho 5 più 2 per radice di 5 radice di 3 più 3. E poi vabbè posso andare ancora a fare 5 più 3 che fa 8, 8 più 2 radice di 15, perché tanto radice di 5 radice di 3 non è che si riescono a scrivere, non è che si riesce a semplificare, 5 meno 3 fa 2, e poi ancora questa frazione posso andare a scomporla in due pezzi, 8 fratto 2 più 2 radice di 15 fratto 2, qua trovo 4 più radice di 15, ok. Allora, poi abbiamo ancora il fatto che qui ho scritto a più b al quadrato, a più b al cubo, però potrei avere a più b alla n. Allora, come si fa a scrivere l'espressione per a più b alla n? Un modo molto facile è disegnare questo triangolo di Tartaglia. Qua ho sempre uni e poi si trovano, cioè se io faccio 1 più 1 trovo 2, 1 più 2 3, 2 più 1 3 e così avanti, 1 più 3 4, si potrebbe farlo all'infinito, l'ho fatto fino a qui ad esempio per calcolare a più b alla terza uso questa riga, beh è anche facile capire quale perché qui c'è un 3, per a più b alla quinta userò questa riga qua, i coefficienti agli estremi sono sempre 1, in realtà sono anche simmetrici questi coefficienti rispetto al centro, se vedete, ok. Allora, ad esempio, per calcolare a più b alla terza usando questo, allora questi sono i coefficienti 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1. All'inizio ho a alla potenza più alta, quindi alla terza, che poi cala alla seconda, alla prima, alla 0. E al contrario b all'inizio è alla 0 e poi aumenta la sua potenza alla 1, alla 2, alla 3. Poi questo riscrivendolo un po' meglio perché ad esempio b alla 0, b alla 0 fa 1, si riscrive così che è proprio quello che avevo già. Si è utile per potenze più alte, adesso l'ho scritto qua per vedere velocemente, e questi coefficienti che ritroviamo qua nel triangolo, in realtà il triangolo di Tartaglia si possono calcolare secondo questi che vengono chiamati coefficienti binomiali, che saltano fuori che saltano fuori dal calcolo combinatorio. Questo si legge n su k e sarebbe n fattoriale fratto k fattoriale n meno k fattoriale. Ma cosa significa n fattoriale? N fattoriale è il prodotto dei numeri da n in giù fino a 1. N per n meno 1, ancora indietro, 3 per 2 per 1. Allora, quindi questi coefficienti qua come li trovo? Allora, n vale 3. Li trovo come 3 su 0, 3 su 1, 3 su 2, 3 su 3. Si legge così. Vabbè, usando la formula lì, qua ho 3 fattoriale fratto 0 fattoriale, 3 meno 0 fa 3, 3 fattoriale. E così avanti con gli altri. 0 fattoriale per convenzione è 1. Vabbè, qua si va a semplificare. Comunque qua ad esempio ho 3 fattoriale, lo scrivo come 3 per 2, non serve scrivere per 1. Qua 2 fattoriale scrivo 2, non serve scrivere per 1, e vabbè, e me li calcolo tutti, vedete, 1, 3, 3, 1, si possono calcolare così, e sapendo che il coefficiente generico ha questa forma, posso anche scrivere in generale a più b alla n, come somme, cioè sono somme di vari termini, si usa questo simbolo, somme di vari termini, somme per k che va da 0
a n di questo n su k, che è il coefficiente, a alla n meno k, b alla k. Ad esempio, quando k è uguale a 0, il primo termine, qui ho n su 0, come avevo qua 3 su 0, a alla n meno 0, quindi a alla n alla massima potenza, b alla 0, cioè funziona tutto. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.